Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la politica, per Matteo Salvini aprire i cantieri del ponte sullo Stretto entro l'anno è l'obiettivo primario, lo ha detto durante la presentazione del progetto a Messina. Le persone che perderanno la casa, a detta del ministro, saranno adeguatamente indennizzate. Passa ufficialmente nelle mani della Pelligre Italia Holding, l'ex Blutech di Termini Imerese. Ieri è stato firmato il contratto di cessione del ramo d'azienda. Il piano prevede l'assunzione di almeno 350 ex dipendenti attualmente in cassa integrazione. E passiamo alla cronaca. Il macellaio vittima di un tentato furto in casa a Reggio Calabria da parte di 4 catanesi continua a mantenere la stessa linea difensiva. Sentito ieri dal GIP, ha ribadito che si è soltanto difeso. L'uomo è attualmente detenuto per l'omicidio di uno dei malviventi e il tentato omicidio nei confronti degli altri 2 accoltellati. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 3,5 kg di cocaina nascosto in un furgone durante un controllo in viale Regione Siciliana. All'interno era presente una coppia, l'uomo è un narcotrafficante cieco, latitante da diversi anni. Un 22enne catanese è stato arrestato per possesso di una grande quantità di materiale pedopornografico e il giovane deteneva immagini e video di minori anche molto piccoli vittime di abusi sessuali. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.